Je suis a Paolino Express in diretta su Radio Godot, come ogni martedì dalle 14 alle 15.50 siamo qui pronti e oggi abbiamo uno ospitone, ovvero colui che canta questa bella canzone appena ascoltata, Je suis, ed è Vincenzo Incenzo al telefono con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, un abbraccio a tutti. Beh, allora Vincenzo, questa è la prima canzone estratta da questo album di debutto, credo, no? Sì, è la prima canzone, esatto, sì, è stata scelta proprio da Renato come apripista, diciamo, di questo nuovo corso. Ecco, perché diciamo che l'album è prodotto da niente proprio di meno che Renato Zero, questa è una bella soddisfazione. Prima di parlare del tuo rapporto con Renato Zero, che è inevitabile insieme a tutti gli altri grandi cantanti per i quali hai scritto, volevo chiederti questa cosa qui, ma l'album di debutto ci abbiamo messo un po' a farlo, Ci abbiamo messo un po', sì, è arrivato però con una serenità sicuramente diversa, con una maturità che si è nel tempo, come dire, anche fortificata delle tante esperienze avute con grandi artisti, quindi sicuramente come dire 20 anni fa non avrei fatto un disco così, è un disco molto pensato in ogni singolo dettaglio, non c'è, diciamo, c'è una soglia di autocensura nei confronti di me stesso molto alta, cioè ho imparato nel tempo a capire cosa non si deve fare okay. nei dischi e quindi cerco di essere più sincero possibile, di fare quello che so fare meglio, quindi di centrare molto la canzone sui testi però mi sembra che ci sia poca autocensura, nel senso che sei molto schietto nel fotografare la situazione attuale Sì, questo è assolutamente vero, perché poi non essendo legato a un concetto di classifica, di turno, certo. di un'esposizione, diciamo, canonica, ho anche una libertà diversa rispetto forse a un artista normale, non lo so, ma sicuramente non mi sono posto il limite di dover pesare col bilancino quello che volevo dire. Ecco la serenità di cui ti parlavo anche prima, no? Di poter essere libero in questo senso. Certo, ma questa forma, diciamo, di autocensura che raccontiamo, no? Avviene e c'è solitamente quando invece si scrive pensando che la canzone può essere cantata da altri? Ma sicuramente, guarda, col tempo ho alzato tanto la soglia, cerco sempre di evitare cose già dette, di inserire sempre un elemento di novità all'interno anche di una canzone, che è una forma d'arte talmente instant, così talmente veloce, che è difficile anche essere sempre originali. Certo. Però questa è una filosofia che mi sono imposto da tempo, insomma, e è chiaro che però poi lì c'è una mediazione con l'artista che ti viene incontro, molte volte ti dice cosa non vuole cantare, cosa vuole cantare, questa parola no, questa frase è troppo, quindi c'è sempre un filtro che in questo caso invece non c'è. Io ho letto da qualche parte, appunto, Renato Zero ha prodotto questo album, mi sembra di aver capito che ti ha lasciato molta libertà in questo, ha avuto molto rispetto. Questo mi ha sorpreso molto, devo dire, perché poi mi aspettavo non voglio dire una guida, ma comunque un consigliare più intenso, invece lui è stato molto rispettoso di quello che era stato scritto, mi ha dato qualche consiglio chiaramente mentre si cantava, eccetera, ma mi ha fatto veramente piacere essere portato nella condizione di non dover fare altro che essere me stesso, dal vestito delle canzoni a come le dicevo, alle frasi che avevo scelto e certo, anche alle canzoni che avevo scelto, perché poi ce n'erano altre. Io ho proposto questa scaletta, diciamo, quest'ordine di canzoni che poi lui ha messo in scaletta in questo modo, e non c'è stata nessuna interferenza da parte sua. Beh, vabbè, poi c'è sempre tempo anche per un secondo album, Vincenzo, no? Che dici? Ah, sì, io sono già pronto, nel senso che adesso questa avventura qui mi affascina molto e l'ho veramente pianificata nell'arco cioè mi sono posto, diciamo, un obiettivo anche nel tempo, no? E di comunicazione. È chiaro che adesso siamo soltanto al secondo singolo, sì, tra l'altro con una scelta anche che non dichiara
totalmente l'entità del disco, cioè manca ancora la ballad che sarà il terzo singolo, Ok. che credo che poi sia la cifra mia più attendibile. Ci siamo un po' concentrati nella scelta con Renato su brani più radiofonici, diciamo più ritmati, un po' più di rottura, ma c'è tutto un altro versante nel disco che racconta l'amore, lo declina in vari modi e con armonie diciamo più intime, più pensate, diciamo in una versione, ecco, di ballad, di canzone melodica, insomma, ecco. Effettivamente, per uno che è abituato e conosce le canzoni che tu hai scritto per i più grandi artisti italiani, appunto, forse Gesù ad esempio risulta essere una sorpresa, no? Perché ad esempio tra le tue canzoni, una su tutte che a me piace tantissimo e ti ringrazio per questa scrittura, è L'elefante e la farfalla di Michele Zarrillo, ad esempio, ma potremmo citarne anche molte altre, 5 giorni sempre di Zarrillo, Renato Zero appunto, L'impossibile vivere, ma anche tante altre, insomma sono tutte molto romantiche, racconti l'amore soprattutto solitamente, no? Sì, ma il discorso era proprio questo. Renato mi ha detto: da te quella cifra lì se l'aspettano, fagli conoscere anche quest'altra, questa un po' più politica, più sociale, più ritmica, e dopo avrai tutto il tempo di ritornare a quella dimensione lì, che è quella che forse mi appartiene di più. Okay. Però devo dirti che non mi è dispiaciuto anche dare, come dire, visibilità a questa dimensione qua, anche sotto l'aspetto proprio visuale, con dei video molto come dire, molto visionari, molto anche divertenti, molto compulsivi, proprio perché è un colore che poco si è visto, anche se poi anche negli album di Zarrillo, di Renato, ci sono tanti brani ritmati, irriverenti, polemici, sì, eccetera, però magari si conoscono più chiaramente i brani sanremesi. Io penso che un artista e la sua conquista reale è proprio quella che tu hai avuto in questo album. Non so se ti rendi conto della fortuna che c'hai, cioè di essere libero appunto da questi vincoli, appunto sia da classifiche, in un periodo storico nel quale si fa musica per vendere, semplicemente si cerca di avere le tattiche giuste per poter salire in classifica. Tu hai la libertà di poter dire quello che vuoi, come lo vuoi, e non a caso il tuo album ad esempio è stato già classificato come il ritorno della canzone d'autore, no? Questa è una bella libertà. Sì, assolutamente sì, e poi non ho fretta, diciamo, so che per me comunque è un debutto, perché la gente è abituata a classificarti come un autore, giustamente, quindi questa, diciamo, questo farmi conoscere sotto questo aspetto ha i suoi tempi, e per questo che ti dico che secondo me un album solo non basta, bisognerà far sentire anche altre cose, però questo album ha ancora vita lunga perché ci sono tanti pezzi dentro, ci sono tante idee, diciamo, che verranno fuori in questi mesi. Ci sono anche dei live. Ci sono dei live, ci sono delle situazioni anche legate ad altre forme d'arte a cui si abbineranno delle canzoni, insomma ci sono tanti progetti, quindi è un disco che avrà una vita abbastanza lunga e articolata, ripeto, senza nessuna fretta, senza l'obbligo di dover per forza stare nella playlist di Spotify, ma con il desiderio di farsi conoscere con calma e in maniera profonda, però non di sfuggita come spesso accade in questi tempi. Vabbè, di fare arte praticamente, Vincenzo, questo te lo invidio un po', questa cosa qui, c'hai questa bellissima realtà nella quale riesci a vivere d'arte da sempre, sei riuscito nel tuo, ma tutto ovviamente meritatamente, perché appunto i capolavori che hai scritto parlano per te, praticamente hanno parlato per te in tutto questo tempo, secondo me, tant'è che appunto sei arrivato a questa libertà meravigliosa di poter fare arte mettendoci del tuo da sempre praticamente. Ma c'è una canzone che hai scritto alla quale sei più legato delle altre? Guarda, in questo momento, se dovessi pensare a un brano in particolare, è proprio dentro questo album, ed è Il primo giorno dell'estate, che poi sarà anche il prossimo singolo. Ah, ok. Perché mi sembra che in qualche modo sia una canzone che sintetizza un po'
tutti i miei codici, diciamo il testo, la scrittura melodica, l'interpretazione sono tutto concorre a creare un'atmosfera che è quella che io prediligo, quella intima, riflessiva, malinconica, ma anche diciamo con uno sguardo all'esterno, alle persone che ci circondano, al tempo che passa, e quindi la trovo un manifesto abbastanza attendibile di questo nuovo modo di scrivere che come dire si allinea alla scrittura che ho sempre avuto, chiaramente come autore, ma chiaramente avendo appunto questa libertà e dovendo raccontare me stesso si colora poi di altre sfumature, insomma è inevitabile. Ascolta, io stavo pensando a questa cosa, prima ragionavo, riflettevo, mi immaginavo di essere te per un attimo, ho detto ma se fossi Vincenzo Incenso con un foglio e una penna e scrivo ad esempio l'impossibile vivere, metto il punto alla fine dell'ultima parola e dico ma io questa la canto io, cioè come si fa a dare le proprie canzoni, le proprie emozioni a un altro artista? È facile, è difficile? Ci sono stati dei momenti in cui era un po' più difficile, ti sarebbe piaciuto di più mettere la faccia a te in alcuni testi, oppure viene facile per te? Ma guarda, io per quello che riguarda le canzoni che ho scritto per gli altri e con gli altri sono sempre stato abbastanza sereno, nel senso che intanto erano canzoni che nascevano anche da una stimolazione con l'artista, quindi in qualche modo appartenevano già a lui, anche se magari il testo l'avevo scritto solo io, e quindi non sentivo questo come dire, questa gelosia, Okay. oppure questa, ecco, non mi arrivava, ma anche perché perché sono stato sempre gratificato da grandi artisti, cioè Renato Certo. Zero, Venditti, Zarrillo, Lucio Dalla, la PFM, Ornella Vanoni, Patti Trao, cioè sono tutti nomi che in qualche modo Ripagano. sì, ripagano e nobilitano anche quello che tu hai scritto. Certo. Sono poi dimensioni, diciamo, connaturate con l'artista. Il possibile vivere sicuramente è un pezzo che solo Renato può cantare in quel modo. Quando io scrivo per me ho una scrittura magari un po' più cantautoriale, più Ok, quindi intimista, cioè. nella scrittura c'hai già in mente un po' a chi potrebbe andare quella canzone? Sì, ma ti dico di più, cioè io difficilmente scrivo canzoni prima che un artista me le chieda, quindi Ok. diciamo il vestito è fatto come il sarto su misura, insomma, ecco, quando so che Renato vuole una cosa entro in quel film lì e cerco di scrivere Sì. con quei codici lì, anche se poi ecco al centro metto sempre me stesso, ma non per un desiderio, diciamo, egotistico, ma per una attendibilità maggiore, cioè se mi emoziono io c'è più possibilità che questa emozione possa arrivare agli altri, quindi è anche sbagliato poi molte volte fare la canzone al Renato Zero, perché si finisce per percorrere delle strade già percorse, già e si rischia di fare delle scimmiottature. Invece ecco, sapere che la canzone va a quell'artista piuttosto che a quell'altro, però rimanere sempre al centro, perché l'artista vuole la tua scrittura, comunque vuole il tuo codice, altrimenti chiamerebbe un'altra persona, no? E quindi cercare di fare questo sempre con grande sincerità. La sincerità secondo me è la cosa più importante in questo lavoro, perché se uno è convinto di quello che ha scritto lo può difendere, lo può discutere con l'artista, ma se cerchi il tirassegno è difficile, insomma. Certo. A Vincenzo, io farei 5 puntate con te, sinceramente, nel senso che mi piace la chiacchierata, poi vorrei parlare dell'Acrobata di Michele Zarrillo e di la canzone che sta passando, Salutami l'amore, tutte le canzoni meravigliose che hai scritto, ma magari faremo uno speciale Vincenzo Incenso Show un giorno, chi lo sa, così raccontiamo tutto questo. Chiudiamo raccontando questo ultimo singolo, appunto il secondo estratto dall'album, che è Dal Paese Reale, e soprattutto i live che ti aspettano, perché ad esempio a Roma ti aspettano al vinile a fine mese, giusto? Sì, a Roma ci sarà questo appuntamento molto, molto bello in un locale particolarmente originale, insomma, quindi sono molto contento di iniziare lì, anche perché c'è una grande attenzione al suono e quindi sono sicuro che il suono dei miei musicisti, che sono straordinari, sarà
come dire, apprezzato in tutte le sue sfumature, proprio perché c'è una cura molto attenta a questo aspetto. Qual è la data, scusami, il 30? La data è il 30 gennaio, suoniamo alle 22, ma il locale apre molto prima, con gli aperitivi, con tutto quello che uno vuole, e noi cominciamo alle 22 ed è un appuntamento importante perché insomma Roma comunque è la mia città, è il mio cuore, quindi iniziare da qua è un bel incominciare. Sono molto contento. Ok, allora ci ascoltiamo adesso il secondo singolo estratto dall'album, credo che è Dal Paese Reale. C'è già anche il videoclip su YouTube che gira, molto particolare. Vorrei parlare anche di questo, di tantissime cose, ma non voglio nemmeno rubarti tutto il pomeriggio. È un po' anomalo il video, vero? Un po' particolare, questi pappagalli. Sì, questi pappagalli che sono replicanti di un sistema che ci vuole tutti uguali, ma devo dire sono stato felice di lavorare con Luca Bizzi, che è un regista molto bravo, un visionario, uno che cerca sempre una cifra molto particolare, molto originale. È venuta fuori una cosa secondo me veramente interessante, con un linguaggio anche abbastanza nuovo per i video, quindi è confortante che nel 2019 si possa ancora fare musica di qualità e cose ricercate nell'arte anche a livello video, Vincenzo, e questo mi conforta molto. Ma bisogna perseguire questa strada, perché altrimenti non ha senso. Allora tanto vale mettersi a fare piano bar, voglio dire, no? Ecco, la cosa importante è cercare di spostare sempre, io dico sempre questa cosa che sembra un po' una stupidità, il mondo in avanti anche solo di 1 millimetro, perché vuol dire che ognuno ha fatto il suo, ha concorso a dettare uno stimolo, a sollevare una domanda, a svegliare la coscienza, qualunque cosa accada, però l'importante secondo me è muovere il terreno sotto il quale abbiamo i piedi, perché altrimenti non succede nulla, ecco. Magari anche la provocazione, lo spaglio, però tutto serve per che qualcuno si possa accendere insieme a noi, possa essere stimolato e magari a sua volta fare qualcosa di diverso. Quindi ritengo sia sempre importantissimo, in qualunque forma d'arte ci si esprima, ecco, essere originale e coltivare la propria differenza sempre. Vero. Grazie mille Vincenzo, ci ascoltiamo Dal Paese Reale. Ti aspetto quando vuoi per fare il Vincenzo Incenso Show, facciamo 10 ore di diretta. va bene? Un saluto a tutti e a presto. Grazie, un abbraccio, ciao. Ciao.